chiudo, sono i giovani per cui abbiamo questo sistema di istruzione, formazione e lavoro, definiti i bisogni, creata la sussidiarietà e data la responsabilità, ma abbiamo i nostri padri e madri di famiglia, che per me è una e non è plurale. Padre, madre di famiglia oggi è il soggetto debole, perché senza la famiglia noi abbiamo quei ragazzi che poi vanno in dispersione scolastica, perché se un padre, con buona pace delle femministe del mondo, non ha un lavoro, è più grave in una famiglia. Perché se noi non pensiamo a queste, di persone che a 50 anni fanno fatica a ritrovare lavoro, noi non abbiamo fatto ciò che di buono è possibile nella risposta a ognuno o a ciascuno, il proprio lavoro. Ed ecco perché la sussidiarietà diventa una rete sociale. In Veneto non sentirete mai parlare di reddito minimo garantito, di legge, di cittadinanza, quelle robe lì. No, perché l'assistenza non è parte della cultura del lavoro della mia terra, inaccettabile. Io devo provare a dare un lavoro, non devo dare un reddito minimo di cittadinanza. E in questo vi racconto l'ultima buona storia, farò un gesto che spero non sia, non richiami qualcosa di più importante di me, della storia, ma neanche così offensivo. Questa scarpa è fatta da una cooperativa di lavoratori, di un'azienda del settore calzaturiero di Montebelluna, che qualche anno fa aveva delocalizzato tutto. Il settore del distretto della scarpa sportiva è andato in completa difficoltà perché era più facile in Cina, e ancora oggi più facile altrove. Quell'azienda chiude, perde il lavoro, dei suoi 22 dipendenti non resta più nulla. I più giovani trovano, i più anziani no. Il responsabile del settore di produzione, un signore di 50 anni, non trova assolutamente, e fa tante cose, va anche a tenere pulita una stanza. Poi lo strumento del workers buyout gli permette di recuperare, perché era ancora in concordato, e oggi sono 5. C'è quel signore che era responsabile di produzione, si sono inventati la scarpa vegana, che ovviamente ha tutto il mio orrore, ma ha un mercato. Questa scarpa che porto ai piedi tra 3 anni, se la buttiamo, visto che c'è Conai, per quello mi è venuto in mente, se la buttiamo si decompone. Questa è una scarpetta moda, costi contenuti, tutto in Italia, Montebelluna. Quella responsabilità, quella sussidiarietà, quelle scelte ci permettono di avere queste storie. Altrimenti facciamo solo filosofia.